Sapete, uno dei complimenti che mi fanno più spesso e che più mi fanno piacere è il complimento che fa così: Luciano, tu hai il più bel pubblico di tutti. Io lo prendo come un complimento, ma in realtà non è un complimento, è una constatazione, basta guardarvi, è un dato di fatto. Attenzione, hanno detto proprio una parola precisa, un aggettivo preciso: è il più bello di tutti. Nel senso che non è un fatto di lineamenti, è un fatto di quello che riuscite a esprimere, è un fatto dei sentimenti che riuscite a provare e a trasmettere e che arrivano forti e chiari e che sono lo specchio di un'anima che evidentemente c'è dietro. Per settimane in città si è parlato solo di quanto belli sono stati i ragazzi a Campovolo. Alcuni di loro sono arrivati addirittura 10 giorni prima. Hanno messo le tende in un angolo dell'aeroporto, tra l'altro senza servizi, fra le famose zanzare reggiane e nell'affa padana di metà luglio. Eppure stavano lì. Volevano essere lì. Prima volta. E arriviamo primi dopo tanti secondi posti. Finalmente, qualcosa di grande. Questa è la nostra casa, stanotte dormiremo qua. Secondo me questo concerto qui è diverso da tutti gli altri, si vede proprio anche dall'organizzazione, non sembra un concerto, sembra un ritrovo di giovani, di persone, sembra quasi di essere a casa sua. Un paio di amici dopo Campovolo mi hanno chiesto: che cosa vuoi di più da loro? Niente, gli ho detto, assolutamente niente.